Salve amici del web da Sicilia Opera Academy. Siamo qui con la signora Giovanna Lomazzi. Buonasera signora. Innanzitutto, quando lei audiziona giovani cantanti, che cos'è che la colpisce maggiormente? La voce, l'interpretazione, già il fatto di come uno si presenta sul palco? Ma un po' tutte queste cose messe assieme. Forse quella che al momento mi colpisce meno è, diciamo, l'interpretazione, perché è quella che va un po' maturata con lo studio, con gli anni, con l'esperienza. Certo, la qualità della voce è fondamentale, la tecnica anche, che siano già sistemate, che le voci non abbiano problemi tecnici, questo è fondamentale, perché noi non prendiamo. L'Aslico è un corso di perfezionamento, quindi i cantanti devono avere, ci deve essere il presupposto che la voce ce l'hanno messa bene. Dopodiché si opera sull'interpretazione, sul gusto, sulla scelta del repertorio, però la base ci deve essere. Come è cambiato il mondo della lirica da 10-20 anni fa ad adesso? Una volta c'erano dei giovani fenomeni che già a 20 anni bruciavano le tappe in maniera clamorosa. Oggi questo forse avviene meno o se avviene, avviene in maniera differente? Ma avviene in maniera forse un po' differente, ma non poi più di tanto, perché è vero che, non so, io cito una mia carissima amica che è Renata Scotto, che ha debuttato alla Scala a 18 anni. Lei stava dalle suore, faceva la recita in teatro, poi alla fine della recita rientrava in convento perché abitava da un istituto di suore. Questi fenomeni però sono sempre esistiti, perché poi ci sono, per contro, c'erano dei fenomeni tipo la Beverly Hills, la Flagstad, non so, questi che hanno invece incominciato una carriera molto tardi, quindi c'è sempre stato un balance tra il debuttante precoce e invece il debuttante un po' ritardatario, insomma, che debuttava intorno ai 30 anni. Adesso si è allungato tutto, si è allungata la vita, si sono allungate, una volta si è allungato anche un po' l'organizzazione di studio di un cantante. Adesso io vedo nei concorsi ci sono dei trentenni che ancora non hanno ben capito cosa fare, che tipo di voce hanno, e, insomma, però non credo che ci sia una grande differenza da allora. Durante il percorso di perfezionamento dell'ASLICO i ragazzi vengono seguiti anche da dei docenti. Ha notato dei cambiamenti durante gli anni, diciamo alcuni docenti sono serviti in particolar modo ai ragazzi. Come scegliete i docenti appunto per questi corsi di perfezionamento? Allora, le scelte camminano su due binari. Da una parte c'è il maestro proprio, cioè il pianista ripassatore che insegna lo spartito, che insegna proprio tecnicamente al cantante con la parte. Poi c'è invece, molto spesso noi chiamiamo dei cantanti o in carriera o comunque che hanno appena finito la loro carriera, che sono ancora però degli idoli, perché i giovani hanno bisogno di conoscere questi grandi cantanti del presente e anche del passato delle volte. Allora abbiamo avuto, non so, per esempio abbiamo avuto la Serra, abbiamo avuto la Scotto, abbiamo avuto la Kabaivanska, abbiamo avuto, poi adesso quest'anno per esempio viene Kunde, viene la Barcellona, viene Antoniozzi, cioè dei cantanti che sono in carriera, che stanno facendo ancora molto bene così, che sono per i giovani nostri sono degli idoli, anche solo conoscerli, poter passare una giornata con loro, sentirli parlare, magari andare a prendere un caffè assieme, mangiare assieme qualche cosa, per loro è un motivo di studio quasi e di approfondimento del loro lavoro, del giovane insomma. E quindi questa è la scelta che noi cerchiamo di fare, di prendere appunto sia il tecnico proprio musicista che
i divi di adesso, insomma, quelli che sono disponibili, perché non è facile trovarli, però quest'anno abbiamo avuto un colpo di fortuna con Kunde, appunto, con Barcellona, con Antoniozzi che verranno, quindi sarà delle belle masterclass. Quindi in pratica date l'opportunità anche a cantanti in carriera che magari non hanno ancora iniziato ad insegnare, di iniziare per la prima volta con voi. Sì, come no, ma abbiamo avuto per esempio il debutto anche della Devia come insegnante. È venuta un paio di anni fa a fare anche lei una masterclass e poi la Fabricini per dire, abbiamo tantissimi cantanti che hanno iniziato da noi, anche la Fabricini, le prime masterclass le ha fatte da noi. E i ragazzi poi anche, diciamo, seguono, anche poi al di là del percorso con l'ASLIC, questi insegnanti, è capitato che poi uno si affeziona in particolar modo a qualcuno e poi lo segue come insegnante? Sì, spesso succede, perché con alcuni si trovano particolarmente bene, con altri poi sai, sono anche delle scelte umane, diciamo, per cui succede che magari con un docente trovano un affiatamento e con un altro meno. Però delle volte questi docenti diventano poi degli insegnanti, diciamo, privati dei ragazzi. Per esempio la Devia so che ha avuto parecchi cantanti dell'Aslico che sono andati a studiare, la Fabricini anche, insomma, veramente c'è questa possibilità poi di continuare la serra anche, c'è la possibilità di continuare a studiare privatamente oltre il periodo delle masterclass nostre. E noi abbiamo avuto l'onore quest'estate di organizzare la prima masterclass internazionale di canto col maestro Gregory Kunde. E quando è venuto da voi in Aslico, cioè quando verrà da voi in Aslico adesso, sarà quindi la sua seconda occasione. Che cosa pensa del maestro Kunde? Ma io trovo prima di tutto che è un cantante meraviglioso. E io sono una grande fan di Kunde perché l'ho sentito ultimamente in varie cose, l'ho sentito nel Pogliuto, l'ho sentito in un'altra opera di Donizetti, cosa ha fatto la Gemma di Vergì, mi pare, a Bergamo, poi l'ho sentito strepitoso nei Vespri siciliani e lì devo dire, poi l'ho conosciuto perché è una persona molto simpatica tra l'altro e mi ha raccontato questo episodio che trovo divertente ma poi molto significativo perché gli ho fatto i complimenti, gli ho detto guardi lei è fantastico, anche perché io mi ricordo di lei che quando cantava alla Scala il Don Pasquale, adesso sono stata un po' più gentile, ma però volevo dirgli allora aveva una vocettina che quasi non si sentiva e adesso canta i Vespri. In qualche modo le ho fatto capire gentilmente questo mio concetto e lui mi ha detto una cosa, dice guarda io ho studiato con il maestro Kraus, il quale mi ha detto che la voce di un tenore si sviluppa e si evolve intorno ai 57 anni. Io ho 57 anni, quindi sono nel pieno della mia evoluzione canora. Ed è, voglio dire, per un tenore dire questo a 57 anni ed esserlo veramente perché ha fatto questi Vespri che era in una forma incredibile, veramente fantastico. Vuol dire che Kraus aveva ragione e che lui ha ragione, che canta bene e quindi che penso che sia anche un ottimo maestro. Non so, lo sperimentiamo tra breve, verrà da noi a fare il corso però credo che sarà bravissimo, poi è una persona piena di fascino, quindi questo lo trasmetterà sicuramente. E quindi lei ha avuto modo di conoscere personaggi così celebri, alcuni che hanno avuto magari delle carriere più brevi e magari delle vite più sofferte, però ci sono anche degli esempi clamorosi di personaggi che hanno una vita solare o magari hanno affrontato le difficoltà della vita con un senso di positività e che riescono ad avere uno sviluppo della carriera imprevedibile, come appunto il maestro Kunde. Sì, questo sicuramente, ma questo è un po' è l'incognita dell'essere umano, c'è chi
muore giovane, chi campa fino a 100 anni, chi ha modo di, chi ha, voglio dire, un altro esempio per altre ragioni, se pensiamo alla signora Olivero che ha 100 anni e che anche questo è un episodio, non so se l'avete visto in televisione, che lei 2 anni fa ne aveva 98, le hanno dato un premio e allora le hanno chiesto, a un certo punto l'hanno chiamata sul palco per ritirare questo premio e lei ha raccontato che per 3 notti di seguito aveva fatto un sogno che le appariva non so chi, una persona, forse qualcuno che lei conosceva, che gli diceva tu devi cantare, tu devi cantare. Allora lei ha detto, non so, io non posso cantare, ho 98 anni, ormai la mia carriera è finita così, però ho deciso invece di cantare. Per cui questa sera adesso vi canterò un pezzo e scusatemi, ha aggiunto, che non lo canterò bene come avrei potuto farlo 10 anni fa, quindi a 88 anni. Dopodiché ha cantato un pezzo della Francesca da Rimini. Voglio dire, a parte, vabbè, certo, la voce di una persona di 98 anni, però il solo fatto di presentarsi in pubblico, di raccontare questa storia e di avere la forza e il coraggio di cantarla, o di cantare un'aria ha cantato l'aria Paolo datemi pace, che è l'aria clou dell'opera, e devo dire dimostra una forza d'animo incredibile e una positività veramente unica. Infatti, per concludere, quindi l'esperienza formativa che i ragazzi hanno modo di fare nell'ASLICO è molto importante sia per il loro avvio di carriera, ma anche come esperienza di costruzione personale. Ma l'ASLICO è molto importante perché dà la possibilità a dei ragazzi giovani che vincono con il concorso o che comunque vengono segnalati dal concorso, perché noi poi cerchiamo di, non siamo molto fiscali, anche quelli che non vincono, se però li riteniamo meritevoli di attenzione, li facciamo venire a fare i corsi. È molto importante perché loro hanno modo di conoscere i cantanti principali che sono in carriera, che vengono magari per 2 o 3 giorni a fare delle masterclass da noi, hanno modo di conoscere direttori d'orchestra con i quali poi lavoreranno, o se sono cantanti che sono già poi previsti nella nostra stagione, o che comunque avranno modo, se la loro carriera continuerà, di incontrare. Quindi entrano dentro in questo mondo che per molti è un passaggio fondamentale, perché magari sono dei ragazzi che studiano, che vengono da piccoli centri, non hanno possibilità di andare, non so, alla Scala perché costa troppo caro, poi è difficile trovare i biglietti, invece si ritrovano lì da noi i cantanti che magari la sera prima o la sera dopo cantano in Scala, quindi per loro è un momento veramente magico e fondamentale per l'approfondimento del loro mestiere, della loro professione. E la ringraziamo tanto, signora Lomazzi, per questa intervista e per tutte le cose che ci ha saputo dire. Grazie. Grazie a voi e a presto, speriamo di rivederci.